Fabio Turchetto, presidente di ATVO. L'azienda ha deciso di fare, per così dire, i tamponi ai mezzi di trasporto. In cosa consiste questa operazione? Allora, è un'operazione aggiuntiva rispetto a tutte le altre operazioni che facciamo per la sicurezza all'interno dei mezzi. In poche parole, abbiamo deciso che negli autobus, nelle tratte maggiormente utilizzate dagli utenti, verranno effettuati dei tamponi alle superfici maggiormente che vengono a contatto con gli utenti per verificare se all'interno dell'autobus, in particolar modo in queste superfici, ci sia la presenza o la non presenza del Covid. Questo lo facciamo chiaramente per dare ulteriore tranquillità di utilizzo dei mezzi. La gente deve sapere che entrare all'interno del mezzo è sicuro, e poi per capire se tutte le procedure in corso che noi facciamo vanno bene, perché nel caso in cui dovessimo trovare in alcune superfici la presenza del Covid, automaticamente verranno posti i correttivi del caso. Come diceva lei, questa è un'operazione aggiuntiva rispetto a una sanificazione che viene già effettuata di fatto dallo scorso anno. Allora, sì, dallo scorso anno noi siamo partiti subito con la sanificazione. La sanificazione la facciamo chiaramente con prodotti riconosciuti allo scopo. Oltre a questo facciamo anche la ionizzazione dei mezzi regolarmente. Tutte le sere, quando i mezzi rientrano a rimessa, subiscono questo tipo di trattamento. Poi però non basta. Siccome il mezzo, quando esce, automaticamente viene a contatto con le persone, quando ritorna nelle varie autostazioni e rimane fermo magari 10 minuti, un quarto d'ora in attesa di ripartire, c'è un nostro addetto che entra e che dà una pulizia immediata alle superfici maggiormente utilizzate. Credo sia dovuto da parte di un'azienda di trasporti pubblici effettuare e avere questo tipo di attenzione.